Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo sulla pagina Facebook. Siamo vicini a Natale, più o meno siamo al termine quasi dell'anno e ho l'onore di avere il governatore, il presidente della regione Veneto, che ci racconterà praticamente tante belle cose perché davvero ne sono successe di parecchie sul nostro territorio. Buonasera governatore Luca Zaia. Buonasera a lei, grazie per l'invito, per l'opportunità e un saluto a tutti. Io ho sempre piacere nel vedervi. Io ho preparato una scaletta dove toccheremo diversi temi che riguardano la regione, però per prima cosa chiedo alla regia anzi proprio di sfalsare la scaletta. Le faccio vedere, noi siamo andati tra la gente e siamo andati a chiedere, siete contenti del governatore Zaia? Andiamo a sentire cosa ci dicono ai nostri microfoni, vediamo. Commento sull'operato fino a questo momento del governatore Zaia, secondo lei come sta operando per il territorio? Secondo me molto bene, devo dire che è sempre vicino alle esigenze dei cittadini, per quello che ho visto anche nell'emergenza che c'è stata ultima, anche con l'alluvione e soprattutto nel Bellunese, devo dire che sta facendo molto bene. Io seguo i problemi della gente e credo faccia quello che dovrebbe fare un vero governatore. Ma diciamo, da quello che so per il Veneto, le alluvioni eccetera, io ho sempre visto che insomma ha concluso. L'operato è buono, sta andando bene, sta facendo bene? Secondo me sì, molto bene, molto meglio dei precedenti. Cosa avrebbe da chiedere se appunto lo potesse vedere? Che migliorasse ancora di più la sanità. Qui a Padova bisognerebbe trovare una soluzione per l'ospedale, perché questo ospedale, pur essendo efficiente, perché non si può, però l'allocazione è completamente fuori luogo. Migliorare la sicurezza, perché secondo me la popolazione ha proprio bisogno di sicurezza, molto più sicurezza. Io ho 2 bimbe e ho difficoltà anche a metterle, diciamo, proprio nella società. Avevo sentito una notizia riguardo all'ambiente e al territorio e all'uso anche del territorio per dare più spazio alle ristrutturazioni, non ristrutturazioni ma alle costruzioni, e questo a me non va, insomma io sono più un ambientalista. Beh, secondo me l'ospedale di Padova, perché ci vuole, è molto importante che ci sia un nuovo ospedale, soprattutto una nuova pediatria per i nostri bambini. Forse la sicurezza, questo sì sicuramente. È un po', diventa pericoloso andare in giro per strada, soprattutto di sera, di notte, quello sì. Maggiori servizi per l'ospedale. Io sono una dipendente e gli spazi sono ingestibili anche a livello proprio di famiglia. Lavoro in pediatria e c'è proprio bisogno per le famiglie e per la gente. Guardare le priorità di ogni singolo comune è importante per capire poi cosa fare, come agire e quali sono le cose su cui iniziare appunto per prima. Insomma. Questa è l'urgenza, insomma. Sì. Allora, nella prima parte abbiamo chiesto ovviamente cosa pensa il governatore e non c'è uno qui nel Veneto, le garantisco, poi avremo anche un servizio che non parla. Poi nella seconda abbiamo chiesto ovviamente per quanto riguarda la città di Padova e la priorità ovviamente riguarda l'ospedale, che ormai però mi sembra che la faccenda sia conclusa per quanto riguarda l'ospedale, certo. Giusto? E quindi adesso basta solo, ci vorrà un tempo burocratico per poter iniziare. Qualche anno, però intanto ringrazio tutti questi cittadini. Attestazioni di stima che fa sempre piacere, dopodiché non è facile governare, voglio ricordare, qua lo dico con un po' di, non dico di vanità, ma di orgoglio, che io ascolto queste considerazioni, mi fanno piacere perché so che alle spalle ho 8 anni di governo, non sono in luna di miele per cui i cittadini dicono, beh, ma non lo conosciamo, è simpatico, i cittadini ormai conoscono i miei pregi e anche i miei difetti. Qualcuno dice che esagero perché mando troppo a quel paese quando non si fanno le robe o mi incazzo, mi lasci passare, però io sono fatto così, nel senso che non... guardi, io ho iniziato a fare politica, mi ero appena laureato e ho fatto la partita IVA a 18 anni, tanto per che non ci sia qualcuno che abbia un po' di confusione mentale, mi sono pagato tutta l'università. Ho iniziato perché pensavo che dovesse esserci, come si vede, un'azione contro i soprusi, ma lei dice, ma i soprusi di chi? Guardi, qualsiasi, io sono figlio di un meccanico, e mi ricordo che andavo fin da bimbo con mio papà, non avevo neanche la patente, ma da bimbo sul serio, mio papà portava 4 auto, 3 auto nel piazzale delle revisioni, un piazzale pubblico,
dove andavamo lì a 4 del mattino, io da piccolo mi divertivo anche perché portavo avanti 1 o 2 macchine, ma non avrà avuto 10 anni, quindi si figuri, ma lì era tutto autoprotetto, no? Funzionava così. E stavi lì a aspettare anche sotto la pioggia per ore l'ingegnere della motorizzazione civile. Poi sto qua veniva, trattava i meccanici come degli animali, degli schiavi, perché capito, è arrivato l'ingegnere della protezione civile. Poi tu stavi lì a tutta la mattina a aspettare il libretto, lo dico a chi non sapesse, perché quando ti valutava l'auto per la revisione ti ritirava il libretto perché doveva mettersi il timbro l'avrebbe messo in un ufficetto, l'ufficio era un buco all'aperto, cioè c'era solo una finestrella, dentro erano il caldo, l'asciutto e sotto a piovere tutti gli altri. Tu aspettavi ore fuori da quel buco che ti restituissero il libretto dell'auto e per scoprire intanto se la tua auto era passata o no, perché non si degnavano neanche di parlarti. Certo. E magari ti prendevi una mattina di pioggia in testa per stare lì a aspettare. E ho detto, ma è possibile che c'è nessuno che fa un culo così a sti qua? E allora ho pensato, beh, è caso... Comincio io. No, comincio io, ma non a... Ho capito in che senso, guardi, certo. Non contro la motorizzazione civile, ma in generale contro i soprusi. Cioè, noi ci siamo messi in politica per difendere il popolo. Guardi, quando io lo può chiedere ai miei dirigenti, quando faccio le riunioni, guardate che il vostro cittadino ideale è la signora che parte dall'ultimo paese dei 570 comuni del Veneto, che non arriva qui con il treno, con il tram, con l'autobus, con la corriera. La corriera è ancora un retaggio proprio dell'ultimo servizio pubblico, no? Che arriva con la sportina della spesa che è diventata una borsa al giorno per lei, dove ci mette le carte, e quindi dovete sapere, quando la vedete sta signora, dovete ringraziarla che esiste e servirla come fosse una regina. Perché i ricchi, i benestanti, non me ne vogliono i benestanti, io non sono contro i benestanti, penso che se ricco guadagna, povero magna, però si arrangiano. Cioè riescono a risolversi i problemi in maniera molto più agevole perché hanno delle relazioni sociali, hanno contatti, conoscono, sanno chi chiamare. Ma io penso alla povera gente deve essere aiutata. E questo è il nostro motivo per cui siamo in politica. Punto, almeno io lo faccio così. Certo, io ho iniziato questo servizio, poi le farò vedere anche perché una parte i miei giornalisti hanno chiesto cosa chiederesti al governatore, ovviamente a Padova chiedono per la città di Padova. Nella prima parte invece abbiamo chiesto se sono contenti del governatore, ne abbiamo messo un po', ma abbiamo intervistato credo una ventina di persone, poi se la regia abbiamo lo stesso servizio con le stesse persone ed è un plebiscito nei suoi confronti. Le faccio questa premessa perché voglio fare la domanda, secondo lei perché Luca Zaia è amato così tantissimo? E aggiungo per completare la domanda, nella poltrona dove è seduto lei sono seduti tutti i sindaci del Veneto e non è un sindaco anche, se non è della sua parte politica, che abbia parlato male di lei, non ce n'è uno. Cos'ha Luca Zaia che è amato da tutti così ed è un plebiscito, è un consenso, credo, straordinario e unico nella nostra regione ed è giusto gratificarlo ed è giusto anche dirlo, governatore. Ma guardi, non mi mette in imbarazzo, io spero che si colga la sincerità. Guardi, quando da ragazzo, da studente incontravo un politico, era ormai noto che gli dicevi qualcosa e dopodiché girava il culo, se ne andava e avevi la garanzia che non avrebbe mai dato seguito. Io invece dico e sfido chiunque, fatevi telefonare qui nelle trasmissioni. Cioè noi abbiamo 22.000 contatti all'anno nella nostra segreteria. I miei ragazzi e ragazze hanno ordini che ogni persona deve essere seguita come un imperatore. Lo dico perché dobbiamo dare risposte a tutti. Dopo penso si apprezzi anche il fatto che quando io dico è no, e quando sì è sì. Cioè perché i cittadini non è che devi dirgli di sì, cioè io non vado a caccia di voti, che sia chiaro questo. Perché guardi, se devo dopo tutti questi anni mettermi nelle condizioni di andare a mendicare il consenso, vuol dire che non ho fatto niente. Cioè vuol dire che non mi merito... No, è tutto giusto. Allora io dico, i cittadini che mi conoscono, provate ad andare a intercettare quelli che hanno avuto modo di... Cioè da me viene gente che chiede robe che non si debbono chiedere. Dico, guardi, queste robe a me non le viene a chiedere. Cioè io non sto lì a menare il can per l'aia, come penso che molti siano da aiutare perché hanno dei problemi che sono magari delle banalità e gli uffici pubblici le rendono delle montagne invalicabili ed è scandaloso. E mi lasci, visto che mi sfogo, mi trovo nella sera giusta, mi lasci anche dire
che spesso non è, si dice pesce puzza dalla testa, è vero che il pesce puzza dalla testa, è vero che la politica ha delle colpe, ma guardi che alla fine se in ospedale qualcuno ti risponde male, invece di andare a pensare al primario, al presidente, al direttore generale, al presidente della regione, prova a guardare in faccia quella persona e pensare, ma perché mi ha risposto male? Forse hai solo trovato un maleducato, a una persona che non ha umanità. Certo. Perché noi non diamo disposizioni di... Cioè io ho 54.000 dipendenti della sanità su 68 ospedali che erogano 80 milioni di prestazioni. Sono bravi, sono eccezionali. Se ce n'è uno che è uno stronzo che si comporta male, bisogna che anche il cittadino cominci a dire scusi, ma perché mi ha risposto male? Sì, perché sennò sempre ma è a Venezia. No, Certo. tu ce l'hai lì davanti a Cittadella, a Conegliano e a Padova. Ma tu sei maleducato. Perché nessuno ti ha dato... Lì c'è il malato purtroppo... Ma lei mi ha già risposto. Diventa... Cioè, a volte la supremazia, la rendita di posizione ti porta ad essere poco rispettoso. Succede anche questo. Guardi, se io pensassi di vivere da Presidente della Regione, guardi, io faccio una vita normale. Vado a fare un'intervista nei miei paesi, dico, Luca lo vedo in giro, corre per campo, c'è in bicicletta, dipende cosa faccio. Perché bisogna avere... Cioè, sempre, tutti i giorni, pensare di avere i piedi per terra. Certo. No, ma io volevo solo fare questo inizio al rovescio della trasmissione per rendere merito, perché poi ovviamente in una regione non tutti si è d'accordo, ci sarà chi ovviamente non la pensa come lei, no? Però è una minoranza e quindi trovare un plebiscito come... guardi, la settimana scorsa era seduto lì il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ovviamente lei non sa il motivo per cui è stato letto tutte le vicende che è inutile ricordarle. Al termine, quando ho chiesto la settimana prossima, nel presentare la puntata avremo il governatore, e allora lui mi ha detto in diretta, dunque anche registrato, dica al governatore che non vada a fare politica in Italia, che rimanga nel Veneto perché abbiamo bisogno di lui. E quando lo senti dire uno che ha fatto una battaglia con un sindaco che era della sua parte politica, che ha un rispetto nei suoi confronti di un livello straordinario, reputo io, vuol dire che Luca Zaia è un governatore chapeau, va bene così? No, io ringrazio anche Giordani per questa attestazione di stima, però posso dire una cosa è certa, io non ho mai politicizzato la mia azione di governo nei rapporti con i sindaci, ovvero se un sindaco non è della mia parte politica io non vedo neanche il colore politico, a parte il fatto che sono talmente disinibito che a volte chiedo a loro direttamente ma tu di che partito sei? Perché non sto lì a farmi le seghe mentali. Perché quando mi muovo io rappresento tutti i 5 milioni di veneti, quelli che mi hanno votato, quelli che non condividono minimamente la mia idea, quelli che potrebbero cambiare idea, ma comunque che non gliene frega niente a nessuno della politica. Dicono, è lì Zaia, l'ha messo qualcuno, bene, governi per noi veneti. E sarebbe gravissimo che un governatore si muovesse in base al colore politico. Trovi un sindaco che venga qui a dire, la sfido, che ha avuto un trattamento difforme rispetto ad altri perché non è della mia parte politica. L'ho appena detto. No, ma se vuoi fare una ricerca... sono venuti tutti qui, da quello di Vicenza, quello di Belluno addirittura, dunque di Rovigo, Rovigo dalla sua parte, sono venuti tutti e le ripeto... ma sono finite, sa, quegli anni delle casacche... Il governatore, non lo so, io gli ho chiesto perché è una cosa incredibile, il plebiscito che lei ha con la città, con la popolazione del Veneto e con i massimi esponenti, i primi cittadini delle città, è qualcosa di straordinario, quindi i complimenti se ne merita, governatore, da parte di tutta la regione. Parliamo dell'ospedale. No, adesso cominciamo prima l'autonomia. Ah sì, l'autonomia, perché poi qui Di Maio, Salvini che li ha trovati, Di Maio ha detto prima di Natale il Veneto avrà l'autonomia, allora andiamo a vedere il servizio di presentazione e poi ne parleremo col governatore, vediamo. Contratto di governo da rispettare. Questo è il principio che dovrebbe guidare il dibattito sull'autonomia del Veneto. Sono trascorsi 13 mesi e mezzo dal 22 ottobre 2017, data del referendum popolare sull'autonomia, in cui il sì ha nettamente vinto sul no. Oggi la maggioranza al governo è cambiata rispetto ad allora. Lega Nord e 5 Stelle sono al timone, ma sulla barca dell'autonomia ancora faticano a salire entrambi. All'interno del governo verde-giallo continua infatti lo scontro sulla questione. Il ministro degli affari regionali e delle autonomie, la leghista Erika Stefani, nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri ha richiamato all'ordine i colleghi pentastellati. Nel frattempo i governatori delle regioni
coinvolte chiedono al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tempi rapidi. Ma quali sono i dubbi dei 5 Stelle? L'autonomia e di conseguenza il federalismo fiscale avvantaggerebbe il produttivo Nord Italia a scapito del Sud? La trattativa è sul tavolo, 23 le materie interessate, fine dell'autunno la scadenza. Dopo te dico, basta che mi crei il contatto. Rieccoci, allora, l'autonomia? Ma guardi, io sono positivo, penso che ancora una volta, mi tocca dirlo, mi lasci perdere, mi lasci essere un po', come si può dire, autocelebrare questa roba. Quando io dicevo ci vuole il referendum, e c'era qualcuno che diceva ma basta una delibera, basta una lettera, no, io dicevo ci vuole il referendum. Oggi capite perché? La macchina autonomia è una macchina importante, è un cambiamento di paradigma, è una pagina di storia, non la scrivi con una lettera. Se l'autonomia arriva in Veneto, è grazie non a Luca Zaia, ai veneti che sono andati a votare al referendum, tra i quali c'era anche Luca Zaia che è andato a votare. Beh, Luca Zaia ha avuto l'idea quanto sì, però guardi, io penso che il referendum è la vera forza per avere questo sì da Roma. Se noi non avessimo il referendum oggi, ma guardi, garantita al Limone che avremo difficoltà da paura, perché direbbero è un fatto politico, è il governatore della Lega che fa politica utilizzando... No, io ho detto, anzi, vi ricordate quando dissi mettiamo il quorum sul referendum? Certo. Cioè, che era un rischio, no? Però dicevo sempre, se i veneti non vanno a votare, vuol dire che non vogliono autonomia, fine. Chiudo il dossier, chiudo il fascicolo, buttiamo via tutto. Lei è convinto che entro Natale... Arriva l'autonomia. Arriva perché, guardi, Movimento 5 Stelle, io devo dire come stanno le cose, non ho niente da spartire con i 5 Stelle, sia chiaro, sono la mia posizione e ci restano fino al 2020, però devo dire che hanno sostenuto correttamente il sì al referendum. Lo ha fatto anche la Lega, lo hanno fatto anche altre parti politiche, però a me interessa dire che il mio partito e i 5 Stelle poi sono andati a governare. Hanno scritto nel programma di governo che si deve dare l'autonomia al Veneto, lo hanno scritto nel DEF, presentando la manovra di bilancio, lo hanno ripetuto 2 autorevoli rappresentanti, anzi i 2 rappresentanti, Salvini più volte e Di Maio con l'uscita in Veneto. A questo punto per me la partita è chiusa, cioè pensare che davanti a dichiarazioni così autorevoli non si arrivi all'autonomia, posso dire, non c'è neanche un alibi, perché noi da buoni veneti nel silenzio abbiamo lavorato, quindi dal 2 ottobre di quest'anno sulla scrivania del Presidente del Consiglio c'è il progetto del Veneto già pronto, è l'unico progetto che è lì pronto. Certo. Se domani mattina ci chiamassero a votare, a firmare per l'autonomia, il Veneto può andarci subito perché ha già presentato tutte le carte. Noi non abbiamo nient'altro da fare se non andare al bar e bere uno spritz per festeggiare, anzi un prosecco bisogna dire. Un prosecco. Cosa cambierà, governatore? Guardi, adesso lei... intanto il progetto, mi lasci dire, è quello delle 23 materie. Lei si ricorda che polemica mi facevano? Certo. No, 23 sono troppe, esagera. Alla fine arriviamo a 23 materie. Allora, nella trattativa funziona che tu chiedi. E io, come dicevo sempre, ragazzi, se andiamo al ristorante e mi portano il menù, perché devo limitarmi a scegliere un antipasto o 2 portate e basta? C'è il menù, non c'hai la roba in magazzino, cambia il menù. Ecco, allora ne faccio una domanda diversa. Delle 23 materie, qual è quella che secondo lei è indispensabile per i veneti più di altre? Sono tutte importanti, però la più importante è quella che vorrebbe che fosse praticata per prima. Guardi, mi perdoni, questa è una domanda che mi è stata fatta spesso, rispondo sempre tutte. E non glielo dico per scortesia, glielo dico perché poi questa trasmissione viene vista a Roma e questi sono capaci di dirmi, nei tavoli tecnici, ma l'hai detto anche te che questa è la materia principale. Siccome io penso che tutte e 23, soprattutto se messe assieme, si completano, le faccio un esempio. Una delle 23 materie, i cittadini non lo sanno spesso, ad esempio è la vigilanza sulle banche del territorio. Pensi se l'avessimo avuta noi la vigilanza sulle banche del territorio? Pensi solo a quello? O altri temi di urbanistica, di ambiente, o di molto. Cioè cambia il mondo, la scuola. Allora dobbiamo fare in modo che si realizzi questo sogno, dopodiché le metteremo in fila queste materie, però sa, se viste singolarmente c'è una prima e c'è un'ultima nella graduatoria, è ovvio, no? Ma messe assieme è difficile vederne una prima o una dopo, perché poi si incastrano, no? Cioè, che cos'è la gestione dell'ambiente
da solo. E che cos'è? La gestione dell'ambiente assieme a un'altra delega che si chiama urbanistica, cioè una roba stratosferica. Cambia, no? Certo, certo. Senta, in virtù proprio di questo, apro una parentesi che non c'entra nulla con l'autonomia, lei Venezia farebbe qualcosa? Lo so, una delle cose, io amo Venezia e mi domando, a Venezia vanno 22 milioni di turisti all'anno, fargli pagare una tassa lo vedremo una cosa positiva per poi tenere bene, pulita Venezia, ordinata, oppure io lo chiesi anche a qualche sindaco di Venezia, qualcuno mi ha detto che pagano già, che è un po'... Però... Ma guardi, la tassa di soggiorno si paga già. Stiamo parlando, se parliamo delle presenze turistiche, queste le pagano già la tassa di soggiorno, perché presenza vuol dire notte trascorsa in maniera ufficiale in una struttura ricettiva. Certo. Se parliamo dei visitatori, Venezia ha delle giornate clou, tipo l'estate, i periodi del carnevale, che va a 150.000 persone al giorno, che ci arrivano e non dormono lì. È vero. E è un'altra roba. Io non ci vedo una tragedia pagare un obolo per entrare in un museo a cielo aperto. Parlo di un obolo, parlo di 50 centesimi, di €1, una roba del genere, dobbiamo pensare alle famiglie, con tutte le esenzioni per i pensionati, per gli anziani, per i bimbi, eccetera. Però penso anche che Venezia debba definitivamente mettere i varchi a Piazzale Roma e alla stazione e stabilire il numero chiuso, cioè stabilire un numero massimo di visitatori accettabile. Noi quindi ci prenotiamo la visita deve costare, deve essere popolare, non è che c'è la città per ricchi, io non la vedo così, poi il sindaco Brugnaro che è bravo deciderà lui cosa fare, ma se dovessi dare un'opinione che si riesca anche a smaltire questo traffico di persone, cioè non possiamo pensare di arrivare a fare i sensi unici nelle calli perché non si cammina più, cioè Venezia è una cosa delicata e abbiamo capito che vive comunque una bella economia anche se non ha l'attacco di una mole di turisti che non permettono neanche più di camminare. Cioè, consideriamo che è un museo. Cioè, se tu vai al Louvre o vai agli Uffizi non è che ti puoi presentare lì con lo stadio di calcio e dire dentro tutti. Cioè, no, ti dicono guarda, questa è la capienza, è questa. Dobbiamo fare così. E ti fanno pagare in giro per il mondo i musei. Ah sì. Beh, in giro per il mondo ti fanno pagare robe che sono delle assurdità, esatto, che non esiste neanche pagare. In Italia ti mettono in galera se fai pagare il biglietto per andare a vedere certe robe. Esatto, io penso delle volte così su Venezia, dico delle volte, ma mi sembra così da cittadino veneto e innamorato di Venezia che delle volte sia un po' maltrattata, dovrebbe essere un po' tenuta con i fiocchi proprio. Ma sa cosa mi ha detto un contadino? Non so se sbaglio nel vedere quando ero ministro, un contadino una sera in assemblea si è alzato in piedi e si parlava di fondi comunitari per l'agricoltura. E lui disse, sbagliate a dare fondi a fondo perduto, poi non si davano fondi a fondo perduto, ma dovete chiedere una quota copiosa di cofinanziamento. E guardi, io quando mi arriva una rivista a casa, mi dice sto contadino, un contadino, e mi arriva gratis perché finisco dentro in un giro di abbonamenti che ti mandano quelle riviste, prendo, la leggo poco e ci accendo il fuoco. Se invece mi sono pagato l'abbonamento, la leggo tutta dall'inizio alla fine. Per dire cosa? Per dire che anche la visita di Venezia uno se la deve guadagnare, perché sta diventando ormai troppo semplice e troppo facile arrivare a Venezia, no? È sufficiente arrivare in treno o a Piazzale Roma e la città è tua. Ma questo è un museo. Sono d'accordo con Allora, se tu paghi anche 50 centesimi... Sono pochi per me, pensi? Ma guardi, lei è generoso, ho pagato per la visita, me la sono prenotata, perché con le tecnologie di oggi, scusi, prenotiamo il posto al cinema, allo stadio, al treno, nell'aereo, dappertutto, ormai in maniera digitale. Ti prenoti la visita, al varco ti identifichi, entri, ti visiti. Le faccio dico non una volgarità, però dico le cose della vita, poi concludiamo con Venezia. Mi è venuta, non era nella scaletta, mi è venuta perché io ho la fissa di Venezia. Venezia dovrebbe ricevere 11 milioni di visitatori l'anno, ne riceve il doppio quasi. E ho pensato, vanno tutti in bagno, Ah beh, sì. Vanno tutti in Guardi, bagno. mangiano tutti come minimo un panino, come minimo tutti hanno un pezzo di carta da gettare, come minimo tutti consumano il tratti lapidei. Pensi solo, basterebbe andare a guardare la soglia di San Marco all'ingresso della Basilica per vedere che ormai è una schiena di mulo. È vero, è vero. Cioè ormai è consumata dal solo passaggio dello sfregamento, si è consumata. Cioè se qualcuno non si è reso conto di questi fatti, c'è grave.
È vero, vabbè. Allora staremo a vedere, Venezia è una parentesi aperta, così mi è venuta personalmente perché è una città che amo più di ogni altra cosa e invece per autonomia staremo a vedere perché arriverà e quindi ne trarrà beneficio il Veneto. Che amministrerà però tutto... scusi, mi lasci dire perché bisogna essere sempre seri di parola. Attenzione che l'autonomia è un percorso lungo, firmata l'intesa, poi deve andare in Parlamento, il Parlamento deve votare l'intesa. Beh, se non vota va a casa, perché vuol dire che sbugiarda la propria maggioranza. Credo anch'io. Però votata quella poi ci vorranno mesi, anni per tutte le applicazioni ricadute. Cioè, ragazzi, guardatemi bene. Luca Zaia è il pioniere. Sì, si ricorda quando parlavo del referendum, dicevo guardate non c'è un libretto uso e manutenzione. Cioè, noi siamo in una foresta vergine col macete, ci stiamo facendo la strada. Poi quelli dietro troveranno la strada pulita, cioè le regioni che oggi chiedono l'autonomia si trovano tutto il lavoro fatto dal Veneto. Certo. Ovvio che noi davanti abbiamo ancora la foresta, però fra anni diranno questo Veneto è autonomo perché qualcuno ha aperto una pista in mezzo alla foresta. L'ha aperta un po', Luca, l'ha aperta. Vabbè, invece andiamo a parlare di un'altra pista che sta aprendo, che sono le Olimpiadi di Cortina di Milano. Lei è stato a Tokyo recentemente, allora andiamo a vedere il servizio, poi parleremo anche di questo evento che per me così a pelle arriverà sicuramente in Italia. Vediamo. Cortina 1956, i primi giochi olimpici mai ospitati in Italia. 70 anni dopo si potrebbe ripresentare la possibilità per la Regina delle Dolomiti di accogliere le Olimpiadi invernali assieme a Milano. Un sogno che unisce la città veneta e quella lombarda e che è stato presentato a Tokyo davanti all'Assemblea dei Comitati Olimpici Nazionali. Il logo Milano Cortina è stato rivelato, un simbolo che usando il tricolore fonde insieme il profilo del Duomo di Milano stilizzato e quello delle Dolomiti con al centro una pista da sci. In lizza per le Olimpiadi 2026 ci sono 2 candidature, quella italiana e quella di Stoccolma. Per vincere servono 44 voti, la maggioranza degli 87 membri del CIO chiamati a scegliere tra l'Italia e la Svezia. Il master plan dell'ipotesi di Giochi 2026 andrà recapitato a Losanna entro l'11 gennaio, poi sono previste la visita ispettiva della commissione di valutazione CIO in marzo o aprile e dal 5 al 10 maggio l'ultima presentazione. Dunque la decisione sull'evento a 5 cerchi potrebbe arrivare entro l'estate prossima. Giustamente nel servizio Luca Zai diceva ho parlato in inglese, ha parlato sì, lì si parla in inglese. Quando l'ha fatto nei nostri telegiornali è stata l'apertura, abbiamo fatto vedere tutto. Noi eravamo a Tokyo, lì eravamo di fronte, avete visto Malagò, avete visto Sala e poi ho parlato anch'io, eravamo di fronte ai 1200 delegati. È stato emozionante per me in particolare. Però se l'è cavata bene, come si dice. Però è stato emozionante perché quando arrivi lì dici bene, hanno detto che avevo presentato una candidatura farsa che era solo per andare sui giornali e non è stato così. Hanno detto che non ce l'avevano mai fatta e poi mi giro indietro, vedo Torino sparita, Calgary del Canada sparita, Sion della Svizzera sparita, Graz dell'Austria sparita, Erzurum della Turchia sparita e siamo rimasti in 2, cioè noi comunque siamo in finale. Stoccolma e Milano Cortina. Abbiamo una candidatura, guardi, me lo lasci dire, non dobbiamo calare la guardia, non esiste. È una candidatura che è una Formula 1, c'è Milano, una visibilità internazionale, la città che conosce un rinascimento vero, l'Expo, tutte queste robe, il GRU, c'è una città europea, una città che può dialogare con Melbourne, può dialogare con Londra dell'Europa, New York, Londra, eccetera. E poi Cortina. Cioè, Cortina è uno dei 12 hub e quindi dei territori sciistici, li definiscono ski resort, no? Cioè il resort dello sci, della neve, più famosi del mondo. Cioè, hai capito, tu puoi andare a candidare a San Moritz, Cortina, quelle località. E fra l'altro in un contesto nel quale siamo patrimonio dell'umanità, cioè UNESCO. Io ho visto i membri CIO, poi basta guardare le nostre immagini, insomma, a Stoccolma con tutto il rispetto per fare un video, penso abbiano dovuto aspettare un giorno, uno dei pochissimi che ha avuto un minimo di sole perché c'era o tra nuvolo
o poco sole, noi avevamo sole dappertutto nel video, perché le Dolomiti sono rosa perché è il sole che le bacia tutti i giorni. E cosa cambierà per Cortina e per il Veneto? Posso dirle una roba? Certo. Che non diciamo mai, e questa è colpa mia, sapete cosa valgono le Olimpiadi? Cioè quanti soldi ci danno se vinciamo? Quanti? 980 milioni di dollari. Cioè noi se ci candidano, cioè a giugno finisce sta roadshow, no, sto giro che facciamo, certo. Dovremmo andare anche in Australia. Se scelgono noi, c'è il CIO, il Comitato Olimpico ci dà 980 milioni di dollari, cioè quasi 1 miliardo. Noi dobbiamo metterci... Tanto per capire servono 2.000 miliardi delle vecchie lire, sì. Tanto per capirci. Noi dobbiamo metterci quei 400-500 milioni che sono le famose garanzie. Ma a casa mia, se uno mi dà 1 miliardo e mi chiede che come contropartita ne metta 400 milioni, che sono fra l'altro 400 milioni che io devo investire, sono le spese che devo fare per le infrastrutture, non per darli a loro. Che rimarranno quindi... Cioè, tutte le opere che vengono fatte vengono pagate noi. Ecco. Il CIO li mette come servizi, cioè c'è la promozione... Guardate che è una visibilità internazionale. Assolutamente. Senta, governatore, non so, così nel pourparlers, visto che la candidatura deve ancora avvenire, però insomma, non bisogna mollare la presa come ha detto lei, però il Veneto è vicino assieme alla Lombardia. Cosa cambierà a Cortina? Cosa cambierà? Ci sarà una viabilità diversa? Secondo lei? Avete già studiato qualcosa inerente? Sì. Guardi, intanto le dico che stiamo facendo i lavori perché... io ho voluto fare anche economia di scala con questa presentazione. Noi nel 2021 abbiamo i mondiali di sci. Abbiamo un investimento in corso di 242 milioni di euro. Proprio fra qualche giorno, sabato mattina, se non ricordo male, si inaugureranno già le prime piste messe a posto per i mondiali di sci. Quindi al 2021 noi abbiamo già un riammodernamento quasi completato di tutta la viabilità. In più le piste da sci, carosello sciistico. Ma il 2021 sono 5 anni prima delle Olimpiadi. Quindi lei capisce che noi arriviamo lunghi alle Olimpiadi con un periodo di avvicinamento di 10 anni che è solo di eventi, di manifestazioni, di investimenti. Ma non si valorizzerà solo Cortina, perché poi è inevitabile, è la teoria del vetro rotto, no? Se ha messo 2 auto, una a New York, a Manhattan e una nel Bronx. A quella nel Bronx gli ha rotto un vetro, dopo una settimana c'è una teoria dimostrata da un'università americana e si chiama teoria del vetro rotto. Quella messa nel Bronx con vetro rotto, sta auto è stata demolita. In una settimana nel Bronx se la sono divorata, portata via gomme, tutto spaccato i vetri. Vanno a Manhattan, vedono l'altra auto, perfetta. A questo punto l'esperimento in cosa consisteva? Rompere il vetro anche in quella di Manhattan. Dopo una settimana quella di Manhattan è stata distrutta. La teoria del vetro rotto dice cosa sostanzialmente? L'emulazione. Ma si emula in negativo ma anche in positivo. Certo. E se si emula in positivo vuol dire che se Cortina rinasce, se abbiamo piste nuove, fa richiamo sciistico, tutti un po' noi siamo abituati ad essere più positivi, a investire un po' di più, a fare attività, a mettere in rete, insomma è tutto quello che accadrà. Quindi sarà un nuovo rinascimento per le nostre Alpi. Senta, prima della pubblicità, se dovesse scommettere qualcosa, quanto scommetterebbe che le Olimpiadi arriveranno a Milano Cortina? Noi dobbiamo lavorare come se ci mancasse sempre un voto, fino all'ultimo istante. E secondo lei? Ci manca un voto fino all'ultimo istante. Non si sbilaccia. Vabbè, andiamo in pubblicità, tra poco rimanete con noi.